sì, c'è quel tifoso che praticamente da un quarto d'ora, se possiamo rivederlo Vincenzo Pelli, sta tagliando in maniera quasi chirurgica la rete di protezione con voglio dire, una tenuta quasi da guerra, senza che nessuno faccia assolutamente nulla. Qualcuno lo sta invitando a smetterla e quell'altro tifoso fa finta di fare il tifoso buono col tifoso cattivo, ma onestamente stanno anche creando, volendo, l'opportunità per invadere centrale per la presenza di un centinaio di ultra serbi che non sono proprio dei galanti. Slovenia, Italia-Slovenia, al Nero Rocco di Trieste ci furono incidenti, ci fu qualche ferito. Non è possibile cominciare la gara in questo momento. Il responsabile dell'osservatorio del Viminale, al seguito della nazionale, Roberto Massucci, sta dando delle disposizioni agli agenti, ai carabinieri. Tra l'altro è una giornata triste, nazionale con il lutto al braccio, per rendere onore ai 4 militari uccisi in Afghanistan e di cui oggi sono Svolgo Vannozzi, 26, Marco Pedone, 23 anni. Diamo anche un sincero augurio di pronta guarigione al caporal maggiore Luca Cornacchia, ancora in ospedale, unico superstite del vile attacco talebano di sabato. La partita ancora non può cominciare, dimmi. Sì, Bruno, scusami, io vorrei coinvolgere Aurelio Capaldi in campo perché ci è arrivata notizia che il portiere titolare della nazionale serba, ritenuto uno dei responsabili della sconfitta con l'Estonia, Stojkovic, sia stato sostituito all'ultimo momento perché vittima di un'aggressione o forse proprio di quel petardo gettato dai tifosi serbi all'interno del... Questa ipotesi è giunta anche a noi questa voce. Ricordiamo che la squadra di Petrovic è stata violentemente, fortemente contestata quando è stata battuta in casa dall'Estonia e i giocatori sono stati vittime anche di aggressioni verbali pesanti. Proviamo allora se Aurelio Capaldi è in grado di darci qualche notizia in più, perché... I serbi più accaniti, quelli che veramente non devono provocare, e purtroppo ci sono riusciti. Io credo che prima o poi la situazione si dovrà sbloccare, perché non penso che questi tifosi perché non credo proprio che i giocatori serbi, no? L'Italia contro la Slovenia, gravissimi incidenti anche lì, i tifosi azzurri, i tifosi italiani vennero provocati da un gruppo agguerritissimo di sostenitori sloveni, ci furono anche dei feriti in modo leggero per aggiornarci in qualsiasi momento. Ovviamente si stanno muovendo anche Amedeo Goria, Luca De Capitani, gli altri nostri inviati qua. Noi siamo fermi nelle nostre postazioni, la postazione cronaca di Bruno Gentile e Beppe Dossena, la nostra, quella dove mi trovo con Fulvio Collovati. È un autentico show quello di questo facinoroso che continua a fare ciò che vuole. Ulteriori e più precise informazioni, sentiamo Aurelio. Sì, infatti stiamo cercando qualcuno, ma questi attimi ovviamente sono tutti molto presi dalla... in Afghanistan. Oggi, questa sera, li dovevamo ricordare. Questo è veramente un modo, non riesco a trovare aggettivi. Indegno e vergognoso. Indegno. Io segnalo la regia proprio in alto nella gradinata nord, credo ci sia ancora uno striscione con la scritta: a proposito, onoriamo. La polizia sta tentando l'ingresso, Decisione rischiosissima, rispettabile. È molto rischiosa perché quello spazio è molto ristretto. Stiamo facendo la cronaca che non avremmo voluto fare, si rischia moltissimo. Gli steward vengono allontanati. Gli steward allontanati, i fotografi allontanati, i giornalisti allontanati, la polizia sta per fare irruzione. Guardate che cosa ci tocca commentare, assurdo. Pronti gli idranti anche già, come se si stesse tirando un calcio di rigore. Clima di battaglia. Tutta la gente che occupa la gradinata nord dovrebbe uscire e lasciare isolati questi... Però la cosa che stiamo notando, i tifosi serbi non si stanno allontanando dalla loro postazione perché non possono o perché non vogliono. È una comunicazione che sto dando in diretta a Luca De Capitani, perché ci potrebbe essere anche questo, un altro fumogeno acceso, proprio in senso di sfida. Poliziotti. Ripeto, io farei uscire tutti i tifosi della curva nord, coloro che non c'entrano nulla, e isolerei i teppisti. Adesso ne è stato catturato uno, è stato portato via a... Noi abbiamo sentito le parole di Valentini, la situazione è ancora in fieri, però non abbiamo
dei tifosi Allo sgombero, sì. allo sgombero, Esatto. quella dove ci troviamo noi. In modo da... Sono rientrati i giocatori, sono rientrati i giocatori, sia serbi che italiani, come a dire, noi questa partita la vogliamo giocare. Sì, però voglio capire chi dei serbi si mette. Sì, è È rischiosissimo. impossibile, cioè è una roba che non ha Spranghe per rompere i vetri, spranghe per rompere i vetri, non si può giocare. No, guarda, anche due piccole pietre, Marco, sono state raccolte, due piccole pietre sono state... Preordinato quasi per non far arrivare allo stadio la stessa nazionale serba. Grazie Amedeo, una comunicazione per il nostro, ecco, I vetri, ecco, vediamo l'immagine che ci viene mostrata dal regista Vincenzo Belli, guardate, incredibile. e infatti se abbiamo visto bene la parte, l'anello superiore dello stadio di Marazzi è stato pressoché evacuato e guardate inneggiano, stanno vincendo altri tifosi serbi che credo sia stata, eccola qua. Sì, no, questa parte di qui dove sono i studi è tutta... le prime indiscrezioni che arrivano dalla riunione UEFA. Non so se c'è la possibilità, e mi rivolgo ad Alessandro Forti, il nostro coordinatore, di poter mandare in campo anche Amedeo Goria a far da supporto in qualche modo a Aurelio Capaldi. Vediamo. E noi ci terremmo che questo avvenisse, ci dovrebbe essere un minuto di silenzio in memoria di 4 italiani caduti in Afghanistan, non ce lo dimentichiamo, ma queste persone non vorranno. Dottor Masucci, si gioca? Sto decidendo. Ma voi siete per giocare? Ecco, Masucci ha detto stanno ancora decidendo, però la notizia... Beh, un bel gesto. C'è Stankovic in testa e sono applausi ironici, non sono applausi veri. Auguriamoci, Auguriamoci che siano applausi ironici. Io non so, mi sembrano, non sembrano degli ironici. applausi sinceri. No, ironici, assolutamente ironici. E quel 3 potrebbe valere 3-0. Sì, gli hanno fatto capire che se continuate perdiamo 3-0, complimenti, bravi, assolutamente ironici. Nel quale si può giocare una partita. Prova Aurelio comunque. Hanno abbandonato lo stadio, hanno preso la decisione di andare via. E non saranno solo un paio. Con gesti molto eloquenti se ne sono andati. Questa è la polizia, le squadre si stanno rischierando per il saluto al pubblico, gli applausi dei tifosi italiani, però qua non so. Dottor Masucci.